Buongiorno da Rosolina Mare, siamo qua davanti al gazebo della Lega e vogliamo capire se la gente conosce e sa qualcosa di più di questi referendum, che nel nostro piccolo sondaggio, purtroppo tante persone non vogliono rispondere ai nostri microfoni eccetera, però nel nostro piccolo sondaggio tanti non sanno che cos'è questo referendum. C'è da dire che comunque il valore aggiunto è naturalmente Matteo Salvini, e la gente, il popolo della Lega si fida del suo segretario e sicuramente tante persone hanno firmato, il banchetto che è qua davanti ha già raccolto decine e decine di firme e comunque andiamo a ascoltare un pochino di protagonisti di questa giornata. Tutto bene. Stiamo davanti al banchetto delle firme, già nelle prime ore, quanto tempo è? Un'ora più o meno? 3 moduli da 40. Quindi 120 persone hanno già firmato e deve ancora arrivare Matteo Salvini, sicuramente poi si aumenterà dopo il suo arrivo e comunque dal vostro punto di vista un successo? Un successo senz'altro. Sì. Referendum sulla giustizia, ne sai qualcosa oppure no? Sì, firmeremo per Salvini e vediamo di fare il meglio possibile. Cioè, ma il referendum sulla giustizia dice, ci sono 6 punti, li conosci tutti oppure voti perché Salvini ti ha detto giustamente di votare? No, ci informiamo bene e dopo votiamo in base a cosa dicono i 6 punti. Salvini e Rosolina Mare, Salvini per il referendum, ci sono 6 punti, quanto ne conosci di questi 6 punti? I punti sono molto importanti, io ho firmato come credo tanti altri che ho visto che aderiscono su questa firma che è molto importante per tutta la cittadinanza italiana. Quindi riforma della giustizia, 6 punti, riforma del CSM, responsabilità diretta. Secondo lei la gente li conosce tutti questi punti? La gente ne conosce non tutti, ma magari sicuramente una buona percentuale, un 80% li conoscono tutti perché hanno tutti a che fare queste cose. È una riforma che si attende da molti anni, da più di un trentennio. Naturalmente abbiamo avuto l'intuizione del nostro segretario Matteo Salvini che ci ha portato alla promozione di indire questo referendum insieme ai radicali. È molto sentito dalla gente e si sente anche e si vede dalle persone che vengono qui a sottoscrivere e firmare, poiché ci deve essere una modifica, diciamo, del sistema. Il sistema è un po' ingabbiato, è da più di un trentennio che c'è un eccesso di pratiche ferme. Basti pensare che le pratiche anche banali e semplici da sbrigare servono almeno 7-8 anni e anche e soprattutto ancora peggio dai dati statistici ci sono circa 1000 persone all'anno che sono sottoposte agli arresti domiciliari o addirittura vanno in galera e poi dopo un anno sono praticamente delle persone che non avevano nessuna colpa, sono persone innocenti. E a maggior ragione anche ancora più grave la parte politicizzata della magistratura, che abbiamo visto che il nostro ministro degli interni per difendere i confini praticamente solo per il fatto che si chiama Matteo Salvini a prescindere è dovuto sottostare di processi. Quanto è sentito nell'immaginario questo referendum secondo lei? Beh, sicuramente è una spinta importante verso la riforma del nostro paese in un senso più moderno. Una giustizia giusta rappresenta non solo una garanzia nei confronti dei cittadini, ma anche un elemento fondamentale per lo sviluppo, la crescita, per l'economia del nostro paese. Penso che ormai tutti abbiano capito che serve una riforma e questi referendum vanno proprio nella direzione di dare diritti ai cittadini ed una giustizia più snella, più veloce e più efficiente. Perché è importante questa firma? Perché per 30 anni la politica ha promesso la riforma della giustizia, poi per 30 anni non l'ha fatta, perché probabilmente a sinistra c'è qualcuno per cui va bene che i processi durino 15 anni. Una firma significa ad esempio che anche in tribunale, come in tutti gli altri posti di lavoro, chi sbaglia paga. Se un bagnino sbaglia paga, se un medico sbaglia paga, se un insegnante sbaglia paga, anche un giudice se sbaglia deve pagare, perché sbaglia sulla pelle dei cittadini. Rovina famiglie, rovina aziende, rovina negozi, non si scherza con la libertà delle persone, quindi
questa firma magari perderete 3 minuti, però per noi è fondamentale. Si parla di referendum sulla giustizia. Secondo lei la gente lo sa cos'è il referendum sulla giustizia? Secondo me qualcuno sì e qualcuno no. Ma in percentuale? Più no che sì. Anche per me. Ma secondo te è un problema di comunicazione o cosa? Secondo me è un problema di disinteresse.